Amici di Sportisili, amici di Localcio, ben trovati in quello che è il terzo appuntamento con Localcio, in realtà è il secondo nel nuovo format in cui accogliamo nella grande famiglia del calcio locale siciliano anche le 12 sorelle che fanno parte, che rappresentano la Sicilia nel massimo campionato dilettantistico nazionale, ovvero sia la Serie D. Tanti contenuti anche questa sera, doppio ospite, uno per quanto riguarda la Serie D che a breve introdurrò e che sicuramente, se avete visto il nostro post durante la giornata, già sapete di chi sto parlando. Stessa cosa per quanto riguarda l'ospite della seconda parte di Localcio, in cui mi raggiungerà anche Salvo Orifici. Parleremo naturalmente dei risultati, della classifica e vedremo anche alcune immagini sia in Serie D sia in Eccellenza e Promozione, e naturalmente daremo spazio ai vostri commenti come di consueto. Prima di introdurre il primo dei due ospiti di questa sera vi ricordo di seguirci sui nostri profili social, non soltanto su Facebook e non soltanto sul canale YouTube di Sportisili TV, dove potete vedere in contemporanea appunto la diretta di Localcio, ma anche su Instagram, su Twitter o X che dir si voglia, su TikTok e sul nostro sito www.sportisili.it. Tra l'altro in questo momento, come ben saprete, sta giocando il Palermo sul campo del Sudtirolo, all'intervallo rosanero avanti 1-0, e sta per scendere in campo anche il Messina sul campo del Picerno, quindi anche lì daremo degli aggiornamenti di risultato, prima naturalmente di trovare tutti i contenuti sul nostro sito. Bando alle ciance, presento e accolgo e ringrazio per la presenza il primo ospite di questa sera, Nicolò Terranova, allenatore della Nissa. Ben trovato, mister. Buonasera Francesco e grazie per l'invito. Grazie a te, mister. Ringrazio anche l'ufficio stampa della Nissa nella persona di Alessandro Silverio, che diciamo già la scorsa settimana ci aveva dato l'ok e il via libera per la tua presenza qui. Prima di entrare nel vivo ti chiedo un po' come stanno andando le cose per te che torni in Serie D, per la Nissa che torna in Serie D, insomma dopo la cavalcata trionfale dello scorso anno, una bella accoglienza, bei banchi di prova fin dall'inizio. Sicuramente una fase un po' particolare dove i risultati sportivi non ci stanno dando ragione, però sono convinto che lavorando in questa maniera, continuando così, prima o poi ci prenderemo grandi soddisfazioni in un campionato difficile, veramente tosto. Torno dopo 2 anni in Serie D e ti posso garantire già dopo 4 giornate che questo è un girone molto tosto, un girone difficile, un girone dove con 12 derby e 4 squadre che hanno speso somme incredibili. Ti confermo già dopo 4 partite che questo è un girone veramente difficile. È un girone veramente difficile in cui stanno venendo fuori quelle che dovevano essere le big, o meglio quelle che erano state proclamate durante l'estate come le squadre principali accreditate per la vittoria del campionato, comunque per un campionato da protagonista. Invito Salvo Geraci, che saluto in regia, proprio a mettere in sovraimpressione la classifica della Serie D dopo le prime 4 giornate, perché vediamo, e a breve vedremo anche nel video, negli highlights della sua ultima partita, peraltro giocata proprio qui in Sicilia, che c'è una squadra da sola in testa alla classifica, che è la Scafatese. Ti chiedo, mister, tu hai avuto sicuramente modo di studiare tutte le 17 rivali della Nissa in questo campionato. Cosa ci sai dire, per quello naturalmente quelle che sono le informazioni in tuo possesso, cosa ci sai dire di questa Scafatese prima di andare a vedere le immagini della vittoria di Enna di ieri pomeriggio? Penso che sia, assieme a Siracusa e Regina, una delle squadre accreditate alla vittoria finale. Poi subito dopo le 3 metto il Pompei. Una delle 3 vincerà, le altre si faranno male, perché poi alla fine ci va in C soltanto una squadra, quindi è davvero un peccato. Squadre come Regina, come Siracusa, la stessa Scafatese, che hanno speso veramente somme veramente importanti, che soltanto uno possa andare in C. Sì, assolutamente, come per esempio stiamo vedendo dalla classifica che vediamo in sovraimpressione. Ci sono 3 big, come le hai giustamente
anche ribattezzate tu, Scafatese in testa a 12 punti, Siracusa e Reggina a 9, hanno perso entrambe la prima e poi hanno vinto tutte e 3 le partite, peraltro la Reggina ha perso proprio contro la Scafatese. E poi in coda purtroppo ci sono 7 squadre, 8 squadre siciliane, anzi a dire la verità c'è la colonna di destra che è composta ai noi tutta da squadre siciliane, perché come possiamo vedere Enna a 5, Castronfavara Licata Cirreale a 4, San Cataldese, la tua Nissa e Acragas a 3, Ragusa 2, Sant'Agata 1, posto che comunque ancora molto presto per delineare le forze in campo. Torniamo con le immagini qui in studio e poi naturalmente con le immagini da Casa Terranova, possiamo dire così, in quel di Caltanissetta. Quali sono secondo te quelle che sono le forze in campo che si stanno delineando e quanto è presto per parlare comunque di lotta di testa, lotta per salvarsi, lotta playoff? Credo che in testa il campionato stia rispecchiando quelli che sono i reali valori. Poi sicuramente ancora è presto per andare a definire una classifica definitiva e di prospettiva. Credo che ci sono squadre che stanno nella seconda parte della classifica che possono sicuramente arrivare fra i primi 4-5 del campionato e credo che la Nissa possa essere una di queste, perché la Nissa ha dei giocatori forti, dei giocatori che hanno sicuramente alzato il livello. Stiamo pagando probabilmente lo scotto della promozione, stiamo pagando una serie di situazioni che non ci hanno permesso ad oggi di trovare la vittoria, ma sono convinto che con il lavoro che fanno i ragazzi durante la settimana prima o poi arriveranno i successi. Ne sono convinto anch'io, onestamente, anche perché è una squadra molto molto forte che potrà senza alcun dubbio dire la sua. Partiamo con le immagini e partiamo proprio dalla capolista Scafatese, che ieri ha vinto al Generale Gaeta contro l'Enna, vittoria in rimonta tra l'altro. Io ricordo che tra i commenti della scorsa settimana qualcuno aveva pronosticato una vittoria dell'Enna per 1-0 col gol di Luscia, era il risultato che si era venuto a creare dopo i primi minuti, poi è arrivata la rimonta della squadra campana che vince ancora, batte un'altra siciliana, ricordiamo che ha battuto il Licata per 4-0 nella precedente giornata. Quindi direi al buon Salvo Geraci in regia di mandare le immagini prodotte dalla Wii Sport da Enna, poi torniamo e le commentiamo insieme. Appassionati di calcio, buon pomeriggio, benvenuti allo Stadio Generale Gaeta di Enna, dove stanno per sfidarsi Enna e Scafatese, due compagini che si sono presentate dopo le prime 3 partite del campionato di Serie D in grandissima forma. 0 sono infatti le reti subite da entrambe le compagini, 5 sono i punti del Gaeta dell'Enna, che è riuscito a ritrovare la vittoria in Serie D 35 anni dopo. Forte di 3 vittorie su 3 invece la Scafatese, guida il girone I. Scafatese che scende in campo con Becchi, Di Paola, Vacca, Liperta, Foggia, Gagliardi, Armeno, Neglia, Chiariello, Marchic e Santarpia. A disposizione Ascioti, Albadoro, Lancioni, Altobello, Palmieri, Nunez, Ciam, Potenza, Endo. Allenatore ovviamente è Franco Fabiano. L'Enna risponde con Semeoli, Battista Colombola, Timmoneri, Mbaie, Demoleon, Cristiano, Moreso, Luscia, Cicirello e Barile. La sezione di Albenga partiti è iniziata la giornata numero 4 del campionato di Serie D. Il tocco verso Vacca impreciso, si alza un campanile, c'è solo Marchic da quest'altro lato del campo, non preciso però il suo colpo di testa, e allora si può involare verso la porta Luscia, trattenuto da Magri, lui da Marchic, Luscia, supera anche Becchi, Luscia ed è rete, passa in vantaggio l'Enna al secondo minuto di gioco, si è involato Luscia e ha segnato la rete, la prima rete subita dalla Scafatese in questo campionato dopo 272 minuti. Clay di Luscia, destro prova ancora a chiamare in causa Di Paola. Attenzione, situazione di 4 contro 3 per l'Enna. Dall'altro lato Barile contro Marchic, può sfruttare il suo mix match. Barile prova il doppio passo, pallone sul destro di Barile, Becchi respinge e poi Marchic che arriva
In questo istante Neglia di destro, rete, la prima rete in campionato in maglia canarina per Samuele Neglia, che ha battuto perfettamente il suo calcio di punizione al 18esimo, ha rimesso tutto in parità. 5 contro 4, Vacca allarga nella zona di Neglia, ci sarebbero al centro Foggia e poi ancora lo stesso Vacca, Gagliardi di destro, il pallone termina a 1 millimetro dal palo. Prendo spiragli offensivi, preferisce andare da Mimmo Aliperta, che invece con il suo sinistro pesca benissimo Gagliardi. Bellissima la chiusura di Calombola, che però risulta fallosa secondo il direttore di gara. Ecco il fischio del direttore di gara, il destro di Foggia, lo scavino, il pallone in rete, l'Airone segna il 5º gol in campionato, si ripeterà però. E Foggia annullato il gol della Scafatese. Ci sarà di nuovo la situazione Foggia contro Semioli, il destro di Foggia, altro cucchiaio dell'Airone che dimostra un carattere e una personalità incredibile, perché per presentarsi poi al dischetto e fare 2 cucchiai significa che puoi essere soltanto un grande attaccante, significa che puoi essere soltanto l'Airone Ciro Foggia. Una sfida nella sfida, quella tra Gagliardi e Calombola. Foggia invece riesce a girarsi, poi il tocco per Raffaele Vacca che libera il destro. Semioli riesce a respingere con i pugni, il pallone termina fuori. Probabilmente arriverà il fischio del direttore di gara, fischietto in bocca, arriva in questo momento il duplice fischio finale, si va negli spogliatoi sul punteggio di Enna 1, Scafatese 2. Nuovamente Gagliardi, adesso la Scafatese in situazione di superiorità sulla catena sinistra, il cross al centro, Gagliardi potrebbe mettere a terra il pallone, non riesce però a metterlo a terra in maniera da poter tirare, poi Neglia in spaccata, non si alza la bandierina e non entra il pallone. Poi con personalità si fa restituire il pallone prima di andare da Moreso, che prova la verticalizzazione sempre nella zona di Barile, che va a lottare con Di Paola. Da Barile riesce a far fuori Di Paola e non c'è fallo secondo il direttore di gara. Si alzano le proteste del generale Gaeta. Verticalizzazione nella zona di Luscia, ancora Moreso che prova a servire Capitan Cicirello, il tocco di destro a volo, bello ma parato da Becchi, spalla alla porta, prova a giocare di sponda nella zona di Foggia e qui attenzione perché arriva un cartellino rosso per Mbaye, gomitata a Ciro Foggia, che viene spinto anche dai suoi supporters e prova a mettere in moto Sec, che adesso si gira. Sec, pallone sul destro, va a fare a sportellate al limite dell'area di rigore, pallone allargato per Mbamba che avrebbe anche spazio per il cross. Sec, Cicirello mette il pallone a terra, avrebbe il sinistro, non va, il sinistro di Cicirello alto, che effettua il triplice fischio finale e decreta la prima sconfitta stagionale dell'Enna e la 4ª vittoria consecutiva dall'altra parte della Scafatese. Una vittoria sofferta ma che gli uomini di mister Fabiano hanno comunque conquistato, strappando con le unghie e con i denti. Colpo della Scafatese al Gaeta contro l'Enna, che si era portato in vantaggio, anche qualche piccola polemica arbitrale mossa dalla squadra di Pagana, e ad avvalorare ancora di più questa grande vittoria della squadra campana un dato che fa anche abbastanza impressione, ovvero sia il fatto che l'Enna non perdeva in casa praticamente da 2 anni, dalla fine della stagione 2021-22, se ho fatto bene i conti, perché poi nel campionato in cui ha battagliato con l'Acragas di mister Terranova, guarda caso, e nell'anno successivo in cui ha vinto, nella scorsa stagione, l'Eccellenza Girone B, ha praticamente condotto un ritmo incessante tra le mura amiche. Mister Terranova, abbiamo parlato della Scafatese, Enna che ha dato filo alla torcere alla capolista, tu l'hai affrontata al primo turno di Coppa. Che squadra hai visto? E anche lì squadra ben allenata, squadra con un grande condottiero come Peppe Pagana, e che soprattutto sta già dimostrando quali sono le peculiarità e dei giocatori e del suo allenatore. Assolutamente, una squadra organizzata, una squadra di rango, di categoria. A mio parere qualcuno parla di sorpresa, però per me non è così, perché è una squadra preparata con tanti giocatori stranieri che hanno alzato sicuramente il livello in questi anni di tutti i campionati.
perché arrivano da culture calcistiche importanti, quindi sarà un campionato di grande spessore anche quello dell'Eni. Tra l'altro, tra i commenti c'è quello di Marco Macaluso che dice c'era un rigore sacrosanto su Barile, lo abbiamo visto nelle immagini mostrate dalla Wii Sport, anche se lamenta lo stesso Marco Macaluso, mancano 2 azioni da gol per l'Enna. Passiamo dal generale Gaeta al campo. Ha ragione, sono obiettivo, c'era un rigore per l'Enna, ma c'era un gol annullato per la Nissa, regolare, quindi ha fatto bene il tifoso. Probabilmente sì, volevo giusto capire se si riferiva alle immagini della gara di ieri o non so se si riferiva anche alla vostra. Credo alla nostra partita, forse. Può darsi, anche perché qualche movimento si è visto, anche qualche caso amovioso si è visto anche nella gara di ieri. Dicevo, proprio a proposito di Ennanissa di Coppa, passiamo dall'Enna che abbiamo appena visto, passiamo adesso alla Nissa. Abbiamo ampiamente parlato con mister Terranova della squadra biancoscudata, vediamo come sono andate le cose ieri, perché la Nissa ha raccolto un punto dal campo del Sambiase, sempre attraverso le immagini prodotte dalla Wii Sport. Vediamo cosa è successo in questa sfida, poi ovviamente la commentiamo insieme a mister Terranova. Ben ritrovati dal Guido Ippolito di Lamesa Terme. Quest'oggi questo match tra Sambiase e Nissa. Il Sambiase risponde con Giuliano in porta, poi Perri per il pallone, il colpo di tacco, Zerbo mette in mezzo il numero 10 Mauro Bollino, altra conoscenza lametina per aver militato anche lui nell'FC. Adesso splendido questo cross in mezzo del Nissa con un poderoso colpo di testa di Bucozza. Zerbo prova il tiro dalla lunga distanza, bellissimo questo tiro di Zerbo, e altrettanto bella la risposta del numero 1 Elesai, che appoggia per Caporello, tallonato da Bollino, poggia per Zerbo che solo può controllare, viene però fermato da Mannino, ma ancora Zerbo in aria, e adesso Caporello che manda di poco al lato, alla sinistra di Elesai. Agnello finisce qua il primo tempo, 1-0 il risultato per il Nissa sul Sambiase. Si propone Perri, ecco servito, mette ancora in mezzo Munoz che viene atterrato, protesta del Sambiase ma fa proseguire l'arbitro. Carella e Cora, insidioso questo corner, doppio salvataggio di Giuliani, molto attento prima sul corner di Maltese e poi sul tiro di Agnello. 54esimo minuto, palla in mezzo, uscita così di Elezai e poi palla che termina fuori dopo un colpo di testa di Caporello. Il cross di Umbaca viene respinto alla difesa del Nissa, poi ancora Umbaca che mette in mezzo, e il gol del pareggio di Zerbo, ma viene annullato tutto per fuorigioco. Calcio di rigore per il Sambiase, viene espulso. Evidentemente c'era stata una gomitata prima del proseguimento dell'azione. Vediamo Zerbo contro Elesai, Zerbo e pareggia 1-1. Zerbo va ad esultare. 10, una squadra forte. Ancora il tiro pericoloso di Agnello, ottima la risposta di Grisendia. Riesce a conquistare questo pallone Munoz, pensavamo fosse tra le mani di Barrera, poi si accentra Munoz, il tiro e la parata di Elesai. Zerbo mette in mezzo il colpo di testa di Ferraro che non mira bene.
quando Umbaca è uscito, lancio perfetto in avanti per Cataldi, appoggia per Ferraro e para miracolosamente Lesai, che esulta come se avesse segnato, ma in realtà ha permesso ai suoi di non capitolare. Un avversario, il secondo Cataldi, si allarga, appoggia per Ferraro, il tiro e la palla termina clamorosamente fuori di questa partita. Il lancio per Cataldi, Cataldi controlla, entra in area e fa tutto benissimo tranne il tiro. Maltese ora sul pallone, invece no, Pagano, clamoroso, bellissimo questo calcio di punizione che era proprio il 7, splendida la parata di Grisendi. Zerbo, il dribbling, prova ad avanzare, il tiro e la palla in corner, non sembrava. Ancora Zerbo, mette in mezzo, esce Lesai e l'arbitro dichiara concluse le ostilità. 1-1 il risultato tra Sambiase e Nissa. Dunque rientriamo, pareggio per la Nissa sul campo del Sambiase. Prima di far intervenire mister Terranova vado a leggere qualche messaggio, perché Giusto Guagliardo ha detto bene, perché l'ultima vittoria, l'ultima sconfitta dell'Enna in casa al Gaeta risaliva proprio al campionato di eccellenza 2021-2022, 1-2 contro Don Carlo Misilimeri, tra l'altro gol da centrocampo, ne parlavamo anche off camera con mister Terranova, gol da centrocampo di Raimondo Lucera. Procedo con la lettura di qualche altro commento. Eric Forrest, forza Nissa, grande mister Terranova, ci rifaremo. Salutiamo Enzo Palmeri, salutiamo Gianni Baio che scrive: forza mister Terranova, non dia conto alle critiche, i veri tifosi sono con lei e con la squadra. E poi Danilo Fiore, grande mister, siamo tutti con te la squadra, forza Nissa. Ora, dopo tutti questi attestati di stima, mister, tocca fare un po' l'analisi di questo Sambiase-Nissa, gol del vantaggio di Samaché, poi il pareggio della squadra di casa. Che partita è stata? È una partita difficile dove nel primo tempo sicuramente abbiamo tenuto bene il campo nelle due fasi, sia nella fase difensiva che nella fase di impostazione. Poi al secondo tempo l'inerzia della gara chiaramente è cambiata dopo l'espulsione di Bruno per un'ingenuità di rigore che ci ha punito con l'inferiorità e col calcio di rigore e con il successivo pareggio degli avversari. Da lì in poi abbiamo chiaramente sofferto la superiorità numerica nei giocatori offensivi avversari, abbiamo rischiato anche di perdere la partita, però faccio complimenti alla squadra perché ancora una volta, dopo essere rimasti in 10, si sono compattate ancora di più, hanno offerto fino alla fine e poi siamo riusciti a portare un punto prezioso che ci teniamo stretto e che ci consente di preparare la prossima trasferta con grande voglia, con grande temperamento, perché vogliamo arrivare presto alla vittoria che ci manca adesso da troppo tempo. Ecco, domenica si va all'Ocri, altra trasferta molto complicata, perché tra l'altro il Locri ha iniziato in maniera abbastanza positiva il campionato. Anche qui che partita ti aspetti, considerando anche il fatto che, come hai detto giustamente tu, la Nissa, se non erro, non vince una partita dall'ultima giornata dello scorso campionato? Non vince la partita in D dal 2013. In D addirittura da più di 10 anni. Sono anni che non vince. È chiaro che, ti ripeto, come ti ho detto poco fa, questo è un campionato difficile dove non c'è la gioia di turno, non c'è l'amezza di turno, e quindi saranno tutte partite complicate, partite che devi preparare nei minimi dettagli. Il dettaglio può fare la differenza. Dobbiamo sicuramente crescere l'esperienza, dobbiamo crescere sotto il punto di vista del collettivo, del complesso, però sono convinto che con la grande disponibilità che mi danno i ragazzi, poi i tifosi giocheranno assieme a noi. Ecco, l'hai nominati tu, i tifosi. Ti faccio un'ultima domanda a tema Nissa, poi cambiamo un attimo argomento, anche se restiamo naturalmente in orbita Serie D. I tifosi, è chiaro che
quello che io chiamo l'effetto Giovannone, perché comunque l'arrivo del nuovo presidente da circa un anno ha dato un grande entusiasmo, il tuo arrivo in panchina e l'arrivo di grandissimi giocatori che hanno contribuito alla vittoria del campionato con una serie di record inanellati, e anche il mercato condotto quest'estate con tanti nomi importanti hanno contribuito a restituire entusiasmo attorno alla squadra. Qual è il sentimento che si sente in queste prime settimane di campionato, e se pensi che l'eventuale, magari anche fisiologico, non dico malumore, ma anche un po' di pizzichino di scoramento per la mancata vittoria in queste prime 5 gare stagionali, contando anche la Coppa, magari se pensi che possa bastare vincere la prima partita intanto per cambiare l'umore generale e poi per dar vita a quella serie di risultati che possono servire a contribuire a quello che è l'obiettivo di squadra. Il sentimento personale del giocatore è quello di dispiacere perché non siamo riusciti ancora a regalare il primo successo ai nostri tifosi, che sono stati sempre eccezionali. Mi riferisco a tutti, a quelli della tribuna, ma soprattutto a quelli della curva che ci hanno seguiti fino a San Biase, fino alla Lamezia. È chiaro che bisogna fare delle riflessioni importanti. Direi al tifoso della Nissa di essere contento di questa proprietà, perché è una proprietà che nel giro di pochi anni porterà la Nissa dove magari è stato in passato. Bisogna avere pazienza perché nel percorso ci sono momenti difficili e proprio nei momenti difficili si vedono i contesti forti. La gente è vicina a noi, anche se arriva qualche critica non è un problema, anche perché la critica costruttiva fa crescere l'intero ambiente, però bisogna stare vicini ai ragazzi, sostenerli, non scappare alle prime difficoltà, perché come ho detto poco fa sono proprio i momenti difficili che ti rendono il contesto forte. Sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto mister Terranova. Del resto, le migliori cavalcate. Mazzara, sono chiaramente un tifoso del Mazzara. Il Mazzara è scomparso, il Mazzara in promozione, onestamente ci sto male. E quindi direi di essere contenti di quello che siamo in questo momento, perché sono convinto che il Presidente, la proprietà, con a capo Giovannone, prima o poi porterà questa società nei campionati che la Nissa ha sempre disputato in passato. Quindi bisogna avere pazienza, bisogna stare vicino alla squadra e alla società senza creare situazioni che possono fare stancare gli imprenditori. Hai ulteriormente fatto un discorso che mi rende ulteriormente concorde con quello che hai detto già prima, perché comunque il calcio, specialmente in questi ultimi tempi in cui i grandi investimenti spesso hanno visto grandi imprenditori o comunque imprenditori senza il grandi fare magari un anno, 2 di alto livello, di medio-alto livello e poi diciamo sparire per mancanza diciamo di continuità negli investimenti. In questo caso io ritengo che la Nissa sia una delle isole felici del calcio siciliano. Passiamo ad un'altra grande proprietà, ad un'altra città. Vivo la città e ti dico che c'è un grande entusiasmo nonostante ancora non sia arrivata alla vittoria. Sarebbe veramente un peccato fare stancare il presidente Giovannone, perché proprio in questi momenti dove non stiamo vincendo ho conosciuto una persona veramente sensibile, una persona che sta male, regalerebbe tutto pur di fare vincere la Nissa. Assolutamente sì, dicevo prima, passiamo ad un'altra proprietà forte del calcio siciliano, ovvero sia il Siracusa che ha vinto la terza partita
consecutiva dopo lo scivolone, tra l'altro proprio contro il Sambiase che ha affrontato ieri la Nissa di Mister Terranova, un rotondo 3-0 degli Aretusei contro il Città di Sant'Agata nel giorno tra l'altro in cui si è insediato il nuovo club manager Walter Zenga, quindi sempre con l'ausilio delle immagini degli amici della Wisport che salutiamo, occhi sul Nicola De Simone, Siracusa Sant'Agata 3-0 e poi torniamo. Un saluto da Matteo D'Aquila e benvenuti allo stadio Nicola De Simone per Siracusa Città di Sant'Agata, gara valida per la quarta giornata del girone I di Serie D 2024-2025. Si torna in campo dunque in casa con il Siracusa che è reduce appunto da 2 successi consecutivi dopo il KO inaspettato all'esordio sul campo del Sambiase. Siracusa che quest'oggi scende in campo in maglia verde per questioni cromatiche, considerando che il Città di Sant'Agata si schiera in maglia bianco e azzurra. Andiamo a dare lettura delle formazioni partendo di consueto dagli ospiti. Il Città di Sant'Agata allenato da un volto molto noto qui a Siracusa, Ezio Raciti, autore di una grande salvezza nel 2019. Via, si parte, inizia Siracusa Città di Sant'Agata. Pensa di andare lungo, poi preferisce giocare corto dalle parti di Candiano che imbuca per Pistolesi, il mancino del numero 63, buono sul secondo palo, il colpo di testa di Alma. Il movimento di Barbana, il tocco morbido per lui, vediamo se andrà in mezzo Barbana o se andrà centralmente. Il mancino di Barbana, Maggio spalle alla porta, può servire un compagno, Convitto! Roberto Convitto, ma che gran gol! Siracusa in vantaggio, primo gol in campionato per Roberto Convitto, era partito alla grande e l'ha tolta lì dove c'erano le ragnatele. D'esterno a cercare Convitto, il pallone arriva comunque a Maggio che poi tocca nuovamente dalle parti di Candiano, alza la testa il numero 17, gioca corto su Acquadro, vediamo se ci prova. Acquadro! Boom! Alberto Acquadro prende la mira e anche lui spacca la porta. Siracusa 2, Sant'Agata 0, ma che bel Siracusa! Sul 2-0 per il Siracusa. Bello il lancio di Candiano a cercare Alma, il controllo straordinario di Alma che salta secco l'avversario. Alma! Che parata di Ciococam! Di punizione con Acquadro che chiama in causa Alma, lo stop di Giuliano Alma. Poi il pallone sul testa di Boom Boom! Mimmo Maggio! E dopo la rete sul campo della Nissa arriva anche il primo gol al De Simone in campionato per il capitano del Siracusa. Con i tempi giusti Palermo, è stata l'ultima occasione di un primo tempo straordinario per il Siracusa che chiude in vantaggio per 3-0. I gol nel primo tempo di Convitto, Acquadro e Mimmo Maggio. Finisce la partita di Roberto Convitto che quest'oggi ha trovato il suo primo gol in maglia azzurra. Tanti applausi per lui. Al suo posto tocca a Sebastiano Longo. Bello il tributo del Nicola De Simone per Roberto Convitto. Esordio al De Simone per Andrea Di Grazia e anche per Alma. Applausi da parte di tutto il De Simone. Della Curvanna per Walter Zenga, mentre qui ci prova il Sant'Agata, il tiro da fuori velleitario, controlla senza alcun problema Pistolesi. Longo va sul destro Longo, tocco per Maggio, spalla alla porta Maggio, ancora Longo, ci prova Longo! Manuel Sarao, minuto 69, 20 minuti circa a disposizione per il numero 99 del Siracusa che prende il posto del capitano Mimmo Maggio. Di Grazia, alza la testa Di Grazia, il pallone sul secondo palo, prova ad inserirsi ancora una volta Longo, è entrato bene il numero 7 del Siracusa. C'è Catalano pronto a mettere al centro, il pallone può essere pericoloso, il colpo di testa Iovino, gran parata, doppia parata di Iovino. Tocca a Carmelo Limonelli prendere il posto in mezzo al campo, cerca qualche compagno, va direttamente in porta, fischia l'arbitro, parte Candiano, il suo è un tiro palo. Tanti applausi da parte del De Simone per Candiano,
ed entra in campo con il numero 77 Sebastiano Di Paolo. E allora triplice fischio, cala il sipario, 3 gol, 3 punti, 3 vittorie consecutive. Il Siracusa batte 3-0 il Città di Sant'Agata e continua a correre per arrivare il più lontano possibile. Rientriamo dunque, immagini dal De Simone, 3-0 del Siracusa contro il Sant'Agata in quello che potremmo definire un testacoda, visto che il Siracusa ha davanti soltanto la Scafatese, il Sant'Agata invece sta soffrendo, non sta riuscendo a prendere piede il nuovo corso della società bianco-blu. Mister, un parere sul Siracusa e, possiamo dirlo, la squadra da battere, anche se in questo momento è secondo alle spalle della Scafatese, è la squadra che ha speso di più, è la squadra che ha acceso di più il calciomercato estivo e probabilmente qualcos'altro di quello che si diceva che potesse fare alla fine non lo ha fatto. Insomma, dopo il Trapani l'anno scorso e dopo il Catania 2 anni fa, un'altra siciliana che si gioca il ritorno anche in questo caso tra i professionisti. Una squadra sicuramente completa sotto tutti i punti di vista, in tutti i reparti. Se figuriamo che contro di noi c'era l'uomo in tribuna, questo ti fa capire la forza di questa squadra. Giocatori come Rossotto, Sarao che sistematicamente si accomodano in panchina, questo ti fa capire il livello della squadra. Credo che assieme li metto tutte e tre sullo stesso livello, un po' dietro il Pompei, però a mio parere hanno tutte e tre le stesse possibilità di vincere. È un peccato che soltanto uno andrà nei professionisti. Ecco, invece guardiamo l'altra faccia della medaglia, visto che tra le altre cose siamo anche vicini alla chiusura, sorvolando sul fatto che ci sono 9 siciliane nelle ultime 9 posizioni, nella cosiddetta colonna di destra della classifica. Sant'Agata 1 punto, Ragusa 2 punti, a parte la Nissa 3, San Cataldese e Acragas che ieri con Pino Rigoli ha ottenuto proprio contro i Verde Amaranto la prima vittoria. C'è già molto traffico in coda alla classifica. Come vedi intanto le situazioni di alcune squadre? Noi abbiamo visto il Sant'Agata adesso giocare, il Ragusa ancora fa fatica a spiccare il volo, l'Acragas ha vinto ieri e si è sbloccato, tra l'altro l'Acragas, squadra con cui tu hai vinto un campionato di eccellenza 2 anni fa. Insomma, c'è già secondo te una prima delineatura di quelle che sono le forze in campo anche là sotto, o bisogna anche lì ancora aspettare un po'? Credo che il livello delle siciliane sia alto. Poi probabilmente squadre che hanno iniziato un po' dopo, in ritardo, mi riferisco magari a Sant'Agata o a Ragusa, avranno delle difficoltà iniziali, ma credo che anche loro possano uscire fuori dalle posizioni basse. Quindi reputo tutte le squadre siciliane con rose importanti, con rose che secondo me possono ben figurare in questo campionato di Serie D. Ricordiamoci che siamo alla 4ª giornata, ricordiamoci che per esempio la Nissa, parlo di noi così magari non tocco la suscettibilità di nessuno, ha fatto 3 pareggi e una sola sconfitta, quindi penalizzati dal fatto che la vittoria ti dà 3 punti, ma bastano 2 o 3 vittorie e ti trovi nelle zone alte della classifica, quindi è una classifica ancora corta che a mio parere si è già delineata nelle parti alte della classifica, ma tutto il resto è in gioco. Assolutamente sono d'accordo, e mentre Salvo Gerà ci mostra la classifica ancora a schermo del girone I di Serie D dopo le prime 4 giornate, andiamo a vedere quelle che sono le partite in programma per la 5ª giornata, che si giocherà in toto domenica prossima, quindi il 6 ottobre. Castrum Favara Vibonese, Città di Sant'Agata Enna, Pompei Siracusa, anche questa partita molto molto interessante, così come ovviamente Locri Nissa. Poi 2 derby siciliani, ovvero sia Nuova Eggia Virtus Acragas e Ragusa Licata, partite molto importanti naturalmente in chiave salvezza, anche se siamo, come dice anche giustamente il mister, ancora all'inizio della stagione. Regina Acireale, San Cataldese San Biase e infine
il big match tra la capolista scafatese e il Paternò di mister Catalano, che ha iniziato veramente forte questa stagione. Si trova praticamente alle spalle del terzetto di testa, come potete vedere, 8 punti, quarto posto, e ancora imbattuta la squadra etnea. Ne approfitto, visto che siamo in chiusura di questa prima parte della terza puntata di Localcio, per salutare e per ringraziare mister Nicolò Terranova. Grazie a voi, grazie per l'invito. Naturalmente facciamo il tifo per la Nissa, così come per tutte le 12 squadre siciliane in Serie D. Facciamo un in bocca al lupo alla squadra bianco scudata. Grazie mister. Io mi congedo almeno per la prima parte di Localcio, perché tra le altre cose c'è lì dietro la porta che comincia a scalpitare, comincia a bussare Salvo Rifici, che mi accompagnerà nella seconda parte di Localcio insieme a Pietro Tarantino, mister della Casteldarcia. Parleremo naturalmente di eccellenza, parleremo di promozione. Ringrazio chi ci ha seguito, naturalmente continuate a seguirci, restate collegati anche durante il cosiddetto nero, no? Durante il passaggio tra la prima e la seconda parte di Localcio. Restate con noi, parleremo di eccellenza e promozione. A tra poco.
puntata di Lo Calcio by Sportisili, questa è appunto anzi la terza puntata, la seconda per quanto mi riguarda. Insomma, c'è tanto di cui parlare, lo faremo in compagnia chiaramente del padrone di casa per eccellenza, Francesco Camuca. Ciao Francesco. Ciao Salvo, lo vuoi presentare tu l'ospite? Guarda, lo presento io, è un amico prima che un grande esperto di calcio, non solo dilettantistico ma in generale, Pietro Tarantino. Ciao Pietro. Buonasera a tutti, buonasera Salvo, buonasera Francesco. Pietro è l'allenatore chiaramente della SD Casteldaccia. Parleremo in lungo e largo di quella che è stata la partita di ieri, pirotecnica. Non so se hai avuto l'opportunità di guardare le immagini, Francesco. Insomma, una partita che è partita in un modo, continuata in un altro, poi a un certo punto sembrava ritornare come i primi minuti e poi diciamo un rigore